Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi per altri 2 o 3 mesi, a tanto ammontano le nostre scorte, le conseguenze della guerra potrebbero arrivare a farsi sentire anche su prezzi e approvvigionamento di farmaci. I principali fornitori per l'Italia sono India e Cina e la chiusura dello stretto di Hormuz comporta, come per tutte le altre merci, rotte molto più lunghe sulle quali incide poi il caro carburante. Ecco che il primo effetto potrebbe essere quello di un aumento del prezzo, soprattutto di alcuni medicinali. Potrà interessare anche i farmaci che l'aumento del petrolio. Voi sapete che la filiera del farmaco parte sia dalle materie prime, ma parte anche dai contenitori, per cui utilizziamo la plastica, il vetro, tutto quello che ci va dietro. Il problema che può essere, che può sorgere, è più sui generici, che sono quelli che noi importiamo prevalentemente. Il costo dei generici può anche subire un lieve rialzo, però ritengo che per adesso dobbiamo stare tranquilli, penso, e non dico sicuri, però neanche con una grande allerta. Un problema di carenza di farmaci si era già verificato sia con il Covid sia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con difficoltà nel reperire sia alcuni medicinali sia i materiali come l'alluminio per la realizzazione dei blister o del vetro farmaceutico per le fiale. Potremmo dire del paracetamolo, che potremmo anche avere un momento di defiance, qualche antitumorale, però come mancano quelli dipende dall'importazione, dipende dalle materie prime, da dove arrivano e da dove arrivano i farmaci, perché noi abbiamo anche farmaci che arrivano da Israele, per cui abbiamo il problema, il conflitto anche lì, per cui, ossia, in questo momento è un po' difficile. Se avessimo la produzione tutta in Italia o in Europa saremmo molto più tranquilli. La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato 2 interrogazioni al ministro della Salute Orazio Schillaci, sia per il rischio negli approvvigionamenti di farmaci, sia per le forniture di elio indispensabile per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Noi sappiamo che non siamo autonomi anche da questo punto di vista, e se il conflitto dovesse durare, questo significa che saranno a rischio molti farmaci, dai salvavita agli antibiotici ai farmaci oncologici, e anche per quanto riguarda le risonanze magnetiche, stesso problema per la carenza poi di elio. Quindi dobbiamo attuare immediatamente un piano di emergenza nazionale per far fronte a questa crisi che già oggi rischia purtroppo di essere davvero drammatica.